sul tablet, iPad. Cioè, ci vado un po' fuori di testa, tra virgolette, perché sull'iPad vado a cercare sempre il tasto back in basso, oppure quando devo switchare tra le applicazioni a una parte, doppio clic su doppio. Qui è la domanda filosofica, nel senso che nessuno di noi è abbastanza grande da condizionare il mondo, quindi non è che possiamo essere noi a stabilire quali sono delle tendenze maggiori o cioè le tendenze di maggior successo al momento. È un dato abbastanza consolidato che oggi l'applicazione utilizza delle web view o l'applicazione in HTML, 5, potrebbero essere identiche nelle varie cose, non è la maggioranza delle applicazioni, né in un fronte né nell'altro, né in Android né in Android. Questo è un dato di fatto. Dopodiché il fatto che scegli di farla in HTML5 perché il tuo skill è quella, questo non significa che non ci avrai successo, nel senso che l'anno scorso Facebook era fatto così, dopo come dicevo prima, Facebook per carità faceva schifo, era stata sbagliata, però quello dipende molto da quella disposizione di budget degli skill, nel senso che se io oggi conosco lo sviluppo Android, conosco lo sviluppo Apple, andassi a far camminare uno sviluppo HTML5 che non è nelle mie corde, un costo maggiore. Questo non significa il successo dopo, questo significa prima, cioè valutare le mie risorse prima, in base a quello decido cosa posso fare. Circa Facebook io sapevo comunque che un anno dopo il rilascio dell'applicazione nativa il maggior traffico continuava a venirgli dall'applicazione web dall'applicazione web su browser mobile. Allora, io uso Facebook poco, ma io non uso proprio qui. Uso con Chrome, quindi... ecco, vedi, esattamente. C'è anche un altro discorso, l'applicazione Facebook soffre il traffico sul server.